slancio, 208 kg che si incrociano con i due manzoni, con i loro pugni. Andrea Garavello, angolo blu, Gianluca Rizzato, angolo rosso, vengono chiamati al centro ring. Scende la musica e tutto è pronto per andare ad ascoltare il gong che andrà ad aprire la prima delle 3 riprese. A inizio la prima ripresa. Hey, John. L'applauso lo si può sentire? Dammi il tempo. Dove vai? Un secondo, Ok, 1:15 prima. Allora, che cosa è successo per tutti coloro i quali fossero qui per la prima volta e non conoscessero le regole? Per esempio, anche per la seconda volta e volessero capirci qualcosa di più. La cosa principale è tutelare la salute degli atleti e quindi nell'intelligenza dei maestri e nella conoscenza che hanno dei loro atleti, nel momento in cui dovessero decidere che ci fosse troppa differenza tra l'uno e l'altro, esiste una dicitura che si chiama sospensione cautelare e che comporta, in questo caso quello che leggeremo tra poco, ma insomma la conclusione dell'incontro senza dover invece dichiarare KO tecnici o cose di questo genere che comportano degli stop obbligatori. Questo per fare sintesi per quelli che magari questo ancora non lo sapessero. Ciò detto, ci riconcentriamo su quello che è avvenuto, mi sembra assolutamente chiaro ed evidente, quindi verranno chiamati al centro ring i due atleti e consegnato intanto il verdetto che abbiamo abbondantemente spiegato al commissario di riunione, al signor Alex Tomasello, e quindi questo incontro ad 1 minuto 15 secondi della prima ripresa viene vinto dall'angolo rosso per sospensione cautelare e quindi il nostro Gianluca Rizzato si porta a casa questo 7° incontro valevole in questo sabato 25 novembre. Un grande applauso ovviamente va fatto anche ad Andrea Garavello che con uno sguardo